Un evento sicuramente importante che meritava di essere ricordato, 50 anni del Museo Griffo, che diciamo è il centro anche per l'accoglienza turistica della valle di Agrigento. Certo, è uno dei musei più importanti della regione, il sito più importante del Polo Museale di Agrigento, questo ufficio che io dirigo da un anno e mezzo. 50 anni andavano celebrati, ricordati con i protagonisti e devono essere anche in un momento per fare un bilancio di quello che c'è stato e di fare diciamo, un discorso sulle prospettive future che ci sono. Noi ci stiamo lavorando, cercheremo sempre più di mettere il museo al centro di questo territorio. Una manifestazione sicuramente interessante, quella di stamattina, che ha visto una giornata piena e intensa di interventi. Sì, oggi abbiamo ricordato i 50 anni dalla inaugurazione del museo, intitolato oggi ufficialmente al sovrintendente e direttore del museo Pietro Griffo, che appunto l'ha voluto fortemente, alla presenza anche del sovrintendente emerito professor Ernesto De Miro, direttore del museo, che è stato negli anni e che ha vissuto proprio questa vicenda. Realizzazione, quindi esposizione al pubblico delle collezioni archeologiche dell'ex museo civico che esposte qua si separano per la prima volta dalle collezioni medievali e moderne che sono rimaste nella sede storica. Per sede storica intendo appunto il convento, l'ex convento degli Agostiniani che si trova di fronte al Palazzo di Città, dove le raccolte medievali e moderne dovevano essere esposte con un ordinamento scientifico adeguato. Per vari motivi dal 1980 tutto questo non è andato avanti e le opere che comunque la sovrintendenza negli anni, sono circa 200 opere, ha restaurato attraverso i fondi regionali e poi anche europei, sono state esposte nell'attesa di tornare nella sede storica in vari siti, quindi alcune si trovano in prefettura, quelle che arredano i locali della prefettura, altre presso i carabinieri, altre sono esposte qui al Museo Archeologico, altre ancora ai Filippini. Nel 2011 vi è stato un finanziamento che non è stato per anni utilizzato, ritornando appunto al ruolo diciamo, di sovrintendente ho fatto presente che si trovavano presso il comune queste somme e devo dire che il sindaco Firetto subito ha avviato tutte le procedure per poter fare una gara e quindi un progetto che curiamo da un punto di vista scientifico, appunto chi vi parla, e da un punto di vista di allestimento il professore Gurrera, e finalmente stanno facendo il contratto con la ditta che si è aggiudicata l'appalto, in modo che possiamo finalmente dopo 30 anni dare una giusta collocazione anche alle collezioni medievali e moderne. Un momento sì, assolutamente importante. Importante perché è stata, come diceva un pochettino anche l'opuscolo, tracciata quello che è stata la storia, i protagonisti e le prospettive. È stato raccontato di come è nato questo museo, perché questo museo si trova qui, l'integrazione del museo con lo scenario della Valle dei Templi, ed è stato dato valore e merito a Pietro Griffo e all'architetto Minissi, che sono stati coloro che hanno poi concretamente ideato, realizzato e portato avanti, con il contributo di chi poi nel tempo è stato sovrintendente. Diciamo storie, protagonisti e prospettive. Le prospettive credo che siano nel senso già di questo presente. La Valle dei Templi e questo museo che è incastonato all'interno della Valle dei Templi rappresenta oggi la prospettiva di questo territorio. E questa idea, questa scelta di una prospettiva è stata difesa strenuamente nel tempo, e dobbiamo assolutamente rendere grazie e merito a tutti coloro che hanno difeso l'integrità della valle, perché quella strenua difesa oggi è la prospettiva di questa stessa valle, ma è la prospettiva di questo stesso territorio.